Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata Teleradio Pace Sport. Abbiamo perso una puntata perché lunedì scorso non era mai accaduto nella storia, ma per la realtà rossa poi alla fine l'abbiamo annullata. Ciao Giacomo. Buonasera, ben ritrovati. E ciao Luca. Buonasera. Allora, qua abbiamo una bella sala rappresentanza che non solo delle nostre vicinanze come solito, ma vengono dalla Spezia, ma poi andiamo con ordine. Prima di andare nei dettagli e presentare gli ospiti, Giacomo la solita carrellata partendo dalle squadre genovesi, credo. Sì, questa sera volevo partire, mentre invece partiamo dalla categoria più alta a quella più bassa, vorrei partire dalla Serie D, dove la Lavagnese ha vinto per 3-0 contro la Cairese, quindi continua in generale questo trend di risultati positivi e una situazione di classifica buona. In Serie C la Virtus Entella ha pareggiato a Pescara, rimane quindi al primo posto, ha perso alcuni punti di vantaggio su Ternana e Torres, ma rimane per adesso prima. Torres che ha vinto 2-1 in casa contro il Sestri Levante, Sestri che ha visto sfumare il pareggio proprio agli ultimissimi minuti. Al 97esimo abbiamo detto. Per un rigore appunto per la squadra sarda, quindi torna dalla Sardegna con 0 punti, rimane sempre penultima. In Serie B lo Spezia ha vinto 2-0 in casa del Cittadelle, quindi ha mantenuto il distacco dalle prime due, Sassuolo e Pisa che hanno vinto entrambe, e anche la Sampdoria è tornata a vincere, ha vinto 1-0 contro il Cosenza in casa, quindi è tornata a vincere dopo quasi 100 giorni all'incirca, quindi era tantissimo che mancava, e rimane comunque in zona play-out. E infine in Serie A il Genoa ha perso 2-1 in casa della Fiorentina. Benissimo, sei partito dal basso. E ogni tanto. Benissimo, molto bene. Invece la pallanuoto? La pallanuoto, insomma, stiamo entrando proprio nel vivo dei campionati. C'è stato un bel derby in Serie A1 tra Prorecco e Savona, ha vinto la Prorecco, quindi la squadra Rechelina mantiene il primo posto in classifica insieme al Brescia a parità di punti e stacca al Savona, e quindi diciamo che poi alla fine il primo posto se lo giocheranno Brescia e Recco nello scontro diretto che ci sarà fra un po', ecco. Invece in A2? In A1 femminile anche qui c'è stato un derby tra Rapallo e il Bogliasco, ha vinto il Rapallo per 17-5 e quindi mantiene il terzo posto, e invece in A2 c'è la vittoria del Chiavari sul Brescia per 23-5, quindi insomma una vittoria importante, però con un ottimo scarto di gol, e quindi il Chiavari mantiene il primo posto e soprattutto è a punteggio pieno, ed è l'unica squadra in A2 rimasta a punteggio pieno, perché nel girone sud il Salerno ha perso e quindi non è più a punteggio pieno, ecco, quindi Chiavari veramente sta giocando un grande campionato. Bene, allora direi andiamo a prendere posizione e andiamo a presentare gli ospiti. Qua vicino a Luca abbiamo Giovanni Ragazzoni, qua insieme a un bel gruppo di ragazze, responsabile del settore nuoto e nuoto artistico di Chiavari. Poi parleremo di tennis, ancora sulle onde di queste belle vittorie quest'anno, che insomma tutta la nazionale, ma in questo caso Sinner, Miriana Marelli, maestra Tennis Academy Ferrando di Rapallo. Poi parleremo di Spezia, c'è una bellissima e vincente squadra qua e anche come società. Marco Zanotti, direttore generale Women della Spezia, appunto. Martina De Zotti, capitano, e Morbioni Roberto, responsabile area tecnica. Direi grazie per essere qua, perché avete fatto qualche chilometro in più del solito dei nostri ospiti, e andiamo a vedere invece in platea che cosa abbiamo. Sì, in platea partiamo dalla Chiavari Nuoto, dove c'è una rappresentanza della prima squadra di nuoto e la categoria ragazze del nuoto artistico. Invece dall'altra parte abbiamo lo Spezia Women, abbiamo alcuni rappresentanti della prima squadra e dell'Under 19. Benissimo, ok. Allora, facciamo un giro tanto così per conoscerci, perché questa sera ci sono anche persone che non sono mai state da queste parti. Allora direi un saluto alla Spezia, appunto, Women, Marco Zanotti, direttore generale. Buonasera.
Ecco, una società, qua abbiamo una bella rappresentanza, sia Serie C vincenti, primi in classifica, ma anche la squadra Juniores. Sì, abbiamo 2 record perché sia la prima squadra è imbattuta, ha pareggiato soltanto una partita, ma viene anche da uno score importante lo scorso anno perché nelle ultime 13 partite ne ha vinte 12, ha perso l'ultima che non contava più, che era comunque fine campionato. E la Juniores che ha perso solo una partita contro una squadra che comunque non fa classifica e quindi posso dire che anche la Juniores ad oggi ha vinto tutte le partite che ha giocato nel proprio campionato. Questo per quanto riguarda le 2 squadre. Benissimo, società che fa solo attività femminile, diciamo, no? Sì, noi come società è una società storica, nel senso che non è nata da poco, è nata nel 1986, quindi ha quasi parecchi anni e ha dei trascorsi importanti perché la SD Spezia, che questo è il nome comunque riconosciuto legalmente, comunque è stata anche in Serie A, è stata in Serie B per tanti anni. Una nostra team manager ha giocato, la Dalia Alberti che salutiamo, è stata in Serie A con lo Spezia, quindi abbiamo anche delle persone importanti che stanno dando una mano. Poi c'è stato un periodo in cui insomma, le cose sono andate con difficoltà, però è sempre rimasta comunque come società, ha sempre fatto campionati comunque molto rionali, ecco, se vogliamo dire, non molto importanti. Poi nel 2018 diciamo, c'è stato un cambio di marcia, la squadra ha vinto l'Eccellenza, la Coppa Liguria la Coppa Italia Liguria, l'anno dopo siamo andati di nuovo in Serie C, è venuto Roberto Morbioni a allenarci, un quinto posto per il primo anno, poi abbiamo vinto il campionato ligure di calcio a 5, siamo fermati in semifinale perché il Covid non ci ha permesso di andare avanti, se no probabilmente avremmo vinto anche quel campionato. Un anno dopo con Jacopo Erbetta che ha preso la squadra in difficoltà ci siamo salvati all'ultima domenica, poi c'è stato diciamo, il rilancio in grande stile fino ad arrivare ad oggi che l'obiettivo è sotto gli occhi di tutti, cioè perlomeno il Presidente e tutti, non lo diciamo per scaramanzia, comunque l'obiettivo è raggiungere il massimo risultato. Bene, avremo modo allora, poi tanto abbiamo visto qualche immagine della partita, tra l'altro vittoriosa per 7-0 da ieri. Allora, Miriana invece ci parlerai un pochino di tennis, insomma come voi tennisti in questo periodo, insomma che il tennis italiano ha dei rappresentanti Sinner su tutti così importanti e famosi, come è il vostro pensiero mentre fate questa attività sportiva? Buonasera a tutti. Indubbiamente il fatto di avere il giocatore numero 1 al mondo è un vantaggio per noi che lavoriamo nel tennis. Ci sta facendo tantissima pubblicità, sta creando un movimento intorno al tennis grandissimo, tant'è che il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha dichiarato pubblicamente che l'obiettivo è quello addirittura di superare i tesserati del calcio che rappresenta nel nostro paese lo sport primario. E Sinner è un esempio, forse non solo per noi tennisti, un po' per tutti gli sportivi, un esempio di umiltà, di determinazione, intelligenza. Finora diciamo che non ha sbagliato mai niente, ma non solo in campo, ma soprattutto fuori. Quindi noi maestri che lavoriamo quotidianamente con i ragazzi lo prendiamo assolutamente come esempio e speriamo continui così e sicuramente nei prossimi anni ci ha già dato tante soddisfazioni, ci ha fatto diventare campioni del mondo, quindi meglio di così in questo momento il tennis non può andare. Facciamo un applauso al tennis. Invece andiamo dall'altra parte, palleggiamo un po' questo primo giro. Martina De Zotti, che è il capitano dello Spezia, che viene da distante. Raccontaci qualche cosina che poi racconti tutto bene, però da dove arrivi? Sono argentina, quindi arrivo dall'altra parte e niente,
da quando sono piccola che gioco a calcio e è da 4 anni che sono già in Italia. Prima di arrivare qua in Italia ho giocato nel Boca Juniors come professionista e niente, è stata sempre una passione di famiglia e niente, ora è anche un lavoro, quindi sono molto anche contenta di poter lavorare su quello che mi piace. Bene in Italia, sì. Sì, sì, sì. Io sempre dico che con l'Argentina siamo come cugini alla fine. E la cultura è molto simile, anche la lingua, quindi niente, la gente mi trovo benissimo, quindi sono anche contenta per la scelta di venire qua. E alla Spezia come sei capitata? E attraverso il mio procuratore sono arrivata 3 anni fa e niente, mi sono legata molto alla gente, alla società e stiamo crescendo tanto tanto insieme, quindi ho deciso anche di ritornare qua e niente, molto contenta di questa decisione. Luca, con Giovanni direi innanzitutto chi ha portato, chi ha una piccola rappresentanza della Chiavari Nuoto. Chi è qui con noi stasera della squadra di nuoto e del nuoto artistico, scusate, perché noi diciamo sempre sincronet, però ormai la dicitura ufficiale è nuoto artistico. Sì, abbiamo appunto con noi, intanto una bravissima allenatrice, ovvero Agelaine Parma, con in tutta la prima fila di appunto le ragazze del nuoto artistico. Alcune di loro hanno gareggiato, cioè loro tutte hanno gareggiato 2 settimane fa, mentre le più grandi, la categoria junior, partirà dopodomani per i campionati italiani e gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E poi invece nelle file dietro abbiamo la prima squadra di nuoto rappresentata da questi 8 atleti. Che dire, sono in realtà 7 tesserati Chiavari Nuoto, una è tesserata Genova Nuoto perché abbiamo questa collaborazione importante appunto con il Genova Nuoto, società di livello nazionale. Alberto Razzetti, che tutti conosciamo, è tesserato appunto per il Genova Nuoto e quindi abbiamo questa collaborazione per cui gli atleti diciamo un pochino più grandi e di alto livello hanno la possibilità di tesserarsi anche per il Genova Nuoto e quindi poi di confrontarsi anche con questi atleti appunto di livello mondiale, ecco. Sì, ora nel caso di Alberto, adesso Alberto è in Australia, quindi con lui direttamente no, però diciamo che in generale Genova Nuoto è una realtà molto importante a livello italiano, quindi avere la possibilità di allenarsi fianco a fianco con atleti che partecipano a campionati italiani assoluti regolarmente è sicuramente un qualcosa che ci fa piacere dare in più rispetto diciamo, alla normalità. Visto che c'è il tennis, Alberto Razzetti era con Marchand, il campione olimpico francese, in prima fila a vedere la vittoria di Sinner. Ecco, questo visto che era in Australia, quindi questo connubio nuoto-tennis per una volta ha funzionato molto bene. Ecco, quindi hai detto che questa è la prima squadra di nuoto. C'è qualche atleta che sta ottenendo risultati particolarmente validi? Abbiamo fresco, anche se non è qui presente purtroppo, Lorenzo Rocchio che si è qualificato per i campionati italiani di fondo la scorsa settimana, e quindi direi che è un ottimo risultato, siamo molto contenti. In generale la squadra sta andando bene, abbiamo diversi atleti vicini ai tempi per i campionati italiani e quindi insomma un buon periodo, una squadra molto giovane, abbiamo avuto tanti cambi quest'anno, sono tutti ragazzi molto giovani ma stanno lavorando bene e siamo contenti. Bene, facciamo un bel applauso alla Chiavari Nuoto. Ritornerai a Spezia con Roberto Morbioni che è un po' il responsabile dell'area tecnica, no? Ma ci sono differenze anche di regole tra il calcio femminile e il calcio maschile? Nessuna. È esattamente lo stesso sport, con la stessa palla, con le stesse dimensioni del campo, con le stesse dimensioni delle porte, quindi no, assolutamente no. È esattamente lo stesso sport. Anche come regole di contatto è uguale, identico, non cambia assolutamente nulla. Infatti noi abbiamo gli arbitri che arbitrano normalmente il campionato maschile di Serie D.
quindi ovviamente sono le stesse regole. Perciò sono intercambiabili anche da quel punto di vista. Ecco, invece fai una fotografia tu dell'area tecnica, abbiamo già detto, no, delle due squadre, qualche differenza o come integrate la prima squadra con le ragazze dell'Uniores, insomma. Ma allora, sono due squadre molto aperte, in quanto ci sono delle fuoriquote che si allenano regolarmente con la prima squadra. Fuoriquota si intende ragazze di un anno o due più grandi rispetto al limite di età, che sono ovviamente consentite dal regolamento, che si allenano regolarmente con la prima squadra e a turno comunque in base alle nostre decisioni scendono ad aiutare tra virgolette le ragazze più giovani, e altrettanto regolarmente delle ragazze stabilmente in under 19 salgono ad allenarsi a seconda delle esigenze, insomma anche dei meriti e delle necessità, ad allenarsi con la prima squadra. E il giovedì facciamo un allenamento assieme, nel senso che dividiamo comunque il campo tra le due squadre, quindi quel giorno lì c'è ancora più interscambiabilità a seconda delle esigenze. Andrea conosce perché abbiamo un bel gruppo di atlete, ma anche 3 allenatori, no? Tra credo gli Juniores e la prima squadra. Della prima squadra, intanto sentivamo una stagione che sta andando bene, ve l'aspettavate all'inizio oppure diciamo, state raccogliendo comunque i frutti del vostro lavoro, come sta andando? Innanzitutto buonasera a tutti. Secondo me il progetto è stato fatto apposta per fare bene, poi io sono più uno da campo che di esprimere. L'unica cosa che posso dire, noi siamo ottimi collaboratori e cerchiamo di fare il nostro meglio, essere a disposizione della squadra che è il nostro dovere. Ecco. Poi abbiamo Jacopo Ok. Parti perché è già stato da noi, Naif, hai allenato, raccontaci un po', hai allenato anche la Virtus Entella? Sì, sono stato qua per tanti anni, poi sono stato anche a Riva, poi... No, il bello del calcio è questo, conosci delle persone, per fortuna lo sport lo devo sempre ringraziare perché mi ha arricchito, ha fatto conoscere delle persone con tutto rispetto per qui a Chiavari. E questo passaggio che eri nell'ambiente maschile, adesso femminile, ecco, diceva prima Roberto che non c'è differenza di regole, eccetera. Concordo no? pienamente con lui, non conoscendo il calcio femminile, lo sposo veramente, condivido quello che ha detto lui. È la causa, è la colpa sua che io sono... Benissimo. Sì. Quindi ci conosciamo da un po' di anni, è stato il suo, mi ha convinto abbastanza finché, nonostante che mi ha detto guarda pensaci un attimo, poi io non ho fatto neanche il tempo, il giorno dopo gli ho detto sì, quindi sono contento, ho conosciuto veramente delle ragazze bravissime. Andiamo, conosciamo ancora un mister, poi ritorniamo. Jacopo Erbetta, che è l'allenatore dell'Under 19, sentivamo prima il presidente che diceva che diciamo, ha aiutato la squadra a salvarsi quando si è arrivati, poi adesso sta andando bene. Cosa è cambiato, cosa avete costruito in questo tempo? Buonasera a tutti. Sì, diciamo che quando sono arrivato allo Spezia l'anno dopo il Covid, nel 2021, venivo anch'io da una società maschile e un contatto comune con il direttore generale Zanotti mi ha un po' aperto le porte al mondo del calcio femminile e ho fatto un tentativo per le ultime giornate. Siamo riusciti a salvarci e tra le altre cose abbiamo ancora in rosa delle ragazze, delle giocatrici che hanno fatto parte di quella rosa. L'anno seguente, grazie anche a Roberto Morbioni, abbiamo costruito anche la Juniores che poi è arrivata in finale nazionale vincendo il campionato Juniores regionale Ligure e siamo riusciti a salvarci di nuovo con la prima squadra e niente, poi anche l'anno scorso di nuovo sempre con Roberto Morbioni e con Marco Zanotti abbiamo fatto un buon campionato. Quest'anno sicuramente le cose stanno andando molto bene sia dal punto di vista della prima squadra che anche dal punto di vista della Juniores. Un bel progetto, ogni anno sicuramente la squadra ha migliorato i propri risultati, speriamo che insomma si vada avanti su questo trend.
buona fortuna per la continuazione. Invece il capitano in squadra, il capitano, che cosa significa per te essere capitano? No, io penso che niente, non vedo tanta differenza fra me e le altre ragazze, solo voglio sentire che le ragazze sono tranquille sapendo che possono contare su di me e niente, cercando di trovare l'equilibrio fra lo staff e le ragazze, però alla fine l'unica differenza è che in campo posso andare a parlare con l'arbitro che le altre forse no, però niente, veramente in questa squadra penso che ci sono tante ragazze importanti, cioè tutte quante, c'è tutta la squadra e non sento di avere una differenza per portare la fascia. Assolutamente. Tra l'altro, Roberto, la regola che il capitano può parlare, dovrebbe parlare lui solo all'arbitro, poi quando si è lì vedo che a volte... È la regola più disattesa del mondo. Ecco. Sicuramente, sicuramente. Non solo qui. Sicuramente. Però vedo che si passa oltre, no? Se poi c'è anche cordialità, educazione, no? Ci può anche stare. In questo direi che forse nel calcio femminile c'è un po' più di educazione, sicuramente nel rivolgersi all'arbitro. Indipendente dalla categoria c'è più educazione. Poi va bene, ci sono le eccezioni, però no, da noi comunque c'è educazione sicuramente. Martina, siete più gentili? Sì, alla fine uno comunque va in campo e i battiti sono gli stessi anche per noi, però cerchiamo di ovviamente sempre essere educate fra di noi con le altre squadre, poi alla fine uno gioca per vincere, quindi ogni tanto ci sta qualche parola in più, però no, veramente non si trovano tanti problemi in campo. Miriana, invece nel tennis difficilmente si colgono proteste con gli arbitri, o no? Sì, a livello professionistico sicuramente è più difficile, anche perché il tennis è supportato da una tecnologia importante, quindi adesso non ci sono neanche più discussioni su una palla fuori o dentro, c'è il famoso occhio di falco che supporta tantissimo gli arbitri. A livello più basso invece le discussioni in campo sono tante, spesso purtroppo arrivano anche dall'esterno col coinvolgimento dei genitori, quindi è un po' più difficile il ruolo di noi maestri durante l'attività giovanile. Poi più l'attività prosegue, più il livello si alza e più ovviamente anche tra i giocatori c'è molto più rispetto. Come dicevo prima, sicuramente una figura come adesso è Sinner, anche in questo è stato un esempio perché è molto corretto nei confronti dell'avversario, l'abbiamo visto ultimamente anche in finale contro Zverev, che si è più preoccupato di consolare l'avversario piuttosto che di esultare per un grandissimo risultato, e questo, anche se magari agli occhi di noi adulti potrebbe risultare normale, agli occhi dei bambini era una di quelle cose che in campo i giorni seguenti più mi hanno rimarcato. Ecco Marco, questo gesto, no, di Sinner che va a consolare è un po' inusuale, no? Sì, però fa bene allo sport, alle persone, no? Sì, mi ricollego alla domanda che è stata fatta prima a Roberto. Io una differenza tra il calcio maschile e il calcio femminile secondo me invece c'è ed è molto grossa, ma è la differenza dei protagonisti, perché in questo caso quindi le ragazze che giocano rispetto ai maschi hanno tutto un atteggiamento completamente diverso, sono molto più serie, sono molto più corrette, sono molto più disponibili al dialogo e soprattutto, lo dico brutalmente, a differenza dei maschi non si rotolano in terra urlando ogni volta che c'è un fallo. Quindi ecco, diciamo che non ingannano chi deve gestire la partita. Quindi questa è una grossissima differenza tra il calcio maschile e il calcio femminile. Poi ovviamente la differenza c'è nel senso proprio del fisico, perché comunque la corsa, la forza rispetto ai maschi è diversa. Tecnicamente, quindi il gesto atletico e il gesto tecnico, le ragazze, molte ragazze, valgono molto di più della categoria in cui giocano e posso dire che molte ragazze giocano meglio dal punto di vista proprio tecnico del gesto, molto meglio di tanti uomini che giocano magari in campionati importanti. Quello che diceva Marco, cosa ne pensi tu da mister Roberto? Poi abbiamo anche... Sembra quasi a volte, in effetti, nel calcio
impossibile arbitrare, uno si butta, sembra che si è fatto malissimo, poi dopo 20 secondi si alza. Penso sia difficilissimo per gli arbitri, no? Allenare e decidere in certe situazioni. E soprattutto sembra quasi che ci sia una scuola che insegni a dire ti devi comportare così, ma questo credo proprio che non ci sia. Ma cosa ne pensi a proposito? Non c'è la scuola, non dico che ci siano allenatori che insegnano a ingannare, però c'è la tendenza italiana, forse anche magari latina, di essere furbi. Quella che da noi la furbizia viene considerata una cosa positiva, in qualche altra parte del mondo viene considerata male, viene vista male. E infatti quando si parla di partite italiane, spagnole, anche argentine, c'è questa tendenza ad accentuare, a ingannare, che magari se si va in altri paesi non si trova. Poi gli arbitri quando sono a livello professionistico sono allenati anche a quello, nel senso, la bravura dell'arbitro sta nel non farsi ingannare. Di sicuro... Credo sia difficile, no? Mettiamo in difficoltà gli arbitri in questo Mettiamo in difficoltà gli arbitri, e su questo ha assolutamente ragione Marco. Nel femminile c'è molta meno predisposizione a ingannare, a accentuare, eccetera. Sentirei un po' un atleta oltre alla capitana, Giacomo. E anche lei arriva da lontano, non dall'Argentina, ma comunque da lontano in Italia. Tanto da dove arrivi, da quanto tempo sei a Spezia? Allora, vengo da un paesino che si chiama Lugnana in Teverina, è in provincia di Terni e siamo in Umbria, Bassa Umbria, quasi a confine con il Lazio, e sono a Spezia da 2 anni, questo è il mio secondo anno. Mi trovo molto bene, già l'anno scorso avevamo iniziato un percorso importante, quest'anno lo stiamo più che consolidando direi, quindi siamo molto soddisfatte per ora, rimaniamo concentrate sul nostro obiettivo. Il fatto di comunque decidere di intraprendere con impegno la carriera calcistica, quindi spostarsi molto anche fin da, dalla giovane età, come l'hai vissuto? L'hai vissuto più come un'occasione oppure una cosa che più ti è pesata? Allora, pesata sicuramente no. Ho iniziato a giocare a calcio da quando avevo 4 anni circa e poi diciamo che ho fatto varie tappe spostandomi sempre di più lontano da casa, quindi prima sono rimasta in Umbria ma comunque a 100 km sono andata a Perugia, poi ho fatto Riccione, poi ho fatto Genova e poi sto facendo il giro all'ingiù e non mi è mai pesato perché comunque è la mia più grande passione e attualmente mi sento solo una privilegiata a poter dire che è anche un lavoro, quindi assolutamente nessun peso. Ecco, visto che arrivi da Terni, c'è la Ternana, no? Questo campionato di Serie C con la Virtus Entella, tu segui anche il campo maschile, cosa dicono a Terni? Allora, onestamente il campo maschile lo seguo, ma solo per l'Inter. Della Ternana seguo poco, però cioè, indubbiamente è sempre un orgoglio quando Però quest'anno è sentita questa... Sì, solo che io veramente ho occhi solo per l'Inter, quindi nel maschile seguo solo l'Inter. Sì. Va bene. E invece Anna Manea che arriva addirittura dalla Romania, tanto da quanto tempo sei in Italia e che differenze hai trovato? Scusa un attimo che abbiamo una telefonata, facciamo una telefonata poi subito andiamo in Romania, se ho capito bene, no? Ecco, ok. Allora, dovremmo avere in onda Marco Solari che è accompagnatore del basket Aurora Chiavari. Marco? Sì, eccomi, buonasera. Eccoci, prendo la pagina del basket. Okay. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Benissimo, allora questa sera siamo con delle squadre vincenti qua, perciò abbiamo nuoto, calcio e anche il basket con l'Aurora Chiavari che siete primi in classifica. Sì, è un momento in cui stiamo andando molto bene. Anche ieri abbiamo vinto in trasferta sul campo di Pegli, adesso ci vede al primo posto e abbiamo anche un buon vantaggio sulle seconde e speriamo di mantenere, insomma. È un buon momento, stiamo giocando bene, proprio di squadra, di gruppo, proprio
partite che facciamo anche a volte diventare facili, ma facili non lo sono, perché proprio abbiamo anche l'atteggiamento giusto e proprio ormai un gioco, proprio il gruppo, proprio tutto insieme che riesce a sviluppare proprio partite ben fatte, ecco, diciamo. Marco, leggiamo insieme due risultati di ieri alla classifica. Intanto queste sono le immagini che lasciamo pure sotto, che si riferiscono al derby della settimana scorsa tra appunto Aurora Chiavari e Next Step Rapallo. Allora, la giornata di ieri è la D regionale terza di ritorno. Appunto Next Step Rapallo Ardita Nervi 74-50, Pelli Aurora Chiavari 53-75, Sanremo Blusì Lavagna 58-54, Tigullio Santa Margherita Ligure Ausilio Genova 69-66, Busalla Golfo dei Poeti 74-77, Varazze Cogoleto 79-57. In classifica Aurora Chiavari 26, Tigullio 22 insieme a Next Step Rapallo, Ausilio Genova insieme a Varazze 16, Ardita Nervi, Pelli e Golfo dei Poeti 14, Cogoleto 10, Busalla 8, Blusì Lavagna 6 e Sanremo 2. Ecco, secondo te il campionato, al di là dell'Aurora Chiavari, è così, la classifica è giusta? Diciamo che noi adesso abbiamo un buon vantaggio, però soprattutto la Next Step, che secondo me è una squadra molto forte, e anche Santa Margherita sicuramente non sono ancora fuori dai giochi. Noi abbiamo avuto adesso molta continuità, abbiamo perso solo la seconda giornata proprio a Rapallo contro la Next Step, e adesso abbiamo ancora, comunque il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 8 giornate per finire la stagione regolare, diciamo, e poi dopo, come ben sai, i playoff sono tutta un'altra storia, quindi sicuramente siamo una delle squadre che può dire la loro, mentre comunque non sottovaluterei ancora quelle che ci seguono comunque. Prima di tutto direi adesso, Tigullio, no? Sì, io direi forse più Rapallo che Tigullio, però sicuramente anche loro sono da tenere in considerazione. Ecco, sì. Prima di salutarci, Marco, tanto qua abbiamo un San Margheritese che insomma, ha sottolineato questo secondo posto in classifica. Due parole sul gruppo di Chiavari, che sono diversi anni che è lo stesso gruppo, credo, allenato da Giuliano Marenco. Sì, allenato da Giuliano Marenco, sono tutti ragazzi al 90% cresciuti nel nostro settore giovanile, dove sia proprio Giuli insieme agli altri allenatori li hanno tirati su, e questo è un gruppo che negli ultimi 4-5 anni è sempre arrivato in fondo a tutte le competizioni che ha fatto, crescendo sempre di anno in anno, e nonostante anche alcune assenze come quest'anno, qualche infortunio, riesce sempre a giocare sempre alla stessa maniera, proprio il gruppo. E poi la cosa importante è che poi sono tutti ragazzi che sono tutti amici, sono tutti qui del posto, quindi è molto semplice anche, diciamo, trovare l'alchimia. Bene, bene Marco, grazie, in bocca al lupo, magari aspettiamo presto una rappresentanza dell'Aurora Basket qua lunedì. Va bene, noi quando vuoi siamo presenti. Ci organizziamo. Ok, un saluto a tutti lo staff e ci vediamo presto. Grazie, buona serata, ciao a tutti. Molto bene, adesso dobbiamo andare in Romania però. Spezia Women, che appunto viene dalla Romania. Tanto da quanto tempo sei in Italia e che differenze ci sono tra il calcio femminile in Romania e il calcio femminile in Italia? Buonasera a tutti, sono arrivata da 4 anni e le differenze sono abbastanza grandi. In Romania il calcio purtroppo non è così tanto evoluto come in Italia e mi piace più questo tipo di gioco che ovviamente quello rumeno. E
E quindi da 4 anni però, vabbè, a parte che mi sembra che parli benissimo, comunque ti sei trovata bene anche con la cultura italiana, diciamo, in generale. Sì, diciamo che ho imparato molto subito, non mi aspettavo e diciamo che l'Italia mi ha accolto molto, molto bene e anche Spezia, diciamo come se fosse la mia famiglia e sto molto bene. Benissimo. E abbiamo fatto. Ancora il mister, così poi Davide magari Innocenti, ritorniamo. che è collaboratore tecnico della prima squadra e secondo allenatore dell'Under 19. Visto che anche tu comunque diciamo come tecnico segui entrambe le squadre, quanto è importante anche che ci sia una sinergia tra le due squadre anche poi per diciamo il passaggio in prima squadra delle ragazze della Juniores? Buonasera a tutti. La differenza, c'è molto da lavorare per quanto riguarda le ragazze della primavera e quelle che portiamo di sopra in prima squadra hanno qualcosa in più e infatti per questo motivo gli diamo una mano anche con le ragazze più grandi che almeno non hanno la differenza si vede un po' meno. Però c'è parecchio da lavorare, io è il primo anno che sono dentro alla società, quindi mi approccio per la prima volta in questo mondo. Si sta molto bene in tutti i sensi, guarda, devo essere sincero. Ho sempre lavorato più con maschi che con femmine, però confermo che nel femminile c'è sempre da entrarci, sempre di più. Bene, bene, grazie Davide. Ritorniamo, benissimo. Coinvolgerei la pallanuoto, il nuoto, farei no? Ma nelle grosse, cioè nelle gare che fate come nuoto, no? In genere si premia primo, secondo e terzo. Sì. E basta. E non c'è un sistema premiante per tutti gli altri, che non c'è un'altra classifica, cioè questi si allenano tanto, eccetera, eccetera, e poi rimane solo se non sei primo, secondo o terzo, insomma. Beh, sì, diciamo che è un po' il punto focale dello sport in generale, se andiamo a vedere, nel senso che lo sport, a differenza di altre cose nella vita, non basta essere bravi, impegnarsi al massimo, bisogna essere purtroppo più bravi degli altri per vincere, quindi questo si vede nell'ambito degli sport in cui si fa magari un 1 contro 1 come può essere nel tennis, c'è anche il doppio ovviamente, o non so, nel calcio, la partita, una squadra vince, una squadra perde, si può pareggiare, però tendenzialmente comunque per vincere bisogna fare meglio degli altri. Anche nei settori giovanili, tutti, a qualsiasi livello. Sì, questo è quello che succede. Poi chiaramente magari proprio nelle gare per i bimbi piccoli, può essere che la medaglietta viene data a tutti, però non è, adesso diciamo questo è il senso dello sport, del nuoto, ma come del sincro in sé. Io penso che il fatto di lavorare per superare se stessi sia innanzitutto il primo valore che appartiene allo sport, no? Poi da lì, se io sono talmente bravo a superarmi che supero anche gli altri e riesco a vincere o andare sul podio, ancora meglio. Però se insegniamo ai ragazzi che lo sport ha valore solo nel momento in cui si ottiene una medaglia, credo che insomma, non si passi quello che è realmente il fondamento dello sport. Ecco. Luca, darei la linea, così poi parli di pallanuoto, che conosciamo qualche... Giacomo così ci fa conoscere un po' le sincronette e i nuotatori. Sì, e partirei da Asia Calani, appunto, che è della squadra della categoria ragazze del nuoto artistico, visto che si parlava comunque dell'impegno, dei risultati dello sport. Voi del nuoto artistico diciamo che dovete allenarvi molto sia dal punto di vista fisico che poi da quello che riguarda anche diciamo la sintonia tra di voi. Che impegno è? Se ci puoi raccontare qualcosa su questo? Noi ci alleniamo 3 ore al giorno per 6 giorni a settimana, di cui 2 ore facciamo acqua e 1 ora palestra, e 2 giorni a settimana ci alleniamo con la preparatrice atletica. E è molto impegnativo anche a livello di squadra, perché bisogna allenarsi tutti insieme allo stesso modo.
E passiamo invece ad Adele Crema, sempre del nuoto artistico. E 2 settimane fa avete fatto una gara, com'è andata? Ci puoi raccontare? Allora, siamo andate a Savona a fare la gara per le qualificazioni dei nazionali e è passata una nostra compagna. Ci siamo impegnate molto in queste settimane, però abbiamo raggiunto comunque tutti dei buoni risultati e siamo felici. Bene. Un'ultima cosa, voi qui siete alcuni, ma in realtà quanti siete in tutto, in squadra all'incirca? In tutto siamo in 9 e... sì, siamo in 9. Bene. Sì? Allora, diciamo che il nuoto artistico è uno sport difficilissimo, ecco, perché ci vuole un tanto fiato, ci vuole capacità polmonare notevole perché stanno tantissimo sott'acqua. Hanno una capacità fisica di movimento, eccetera, perché devono realizzare le coreografie, no? Intanto vediamo alcune immagini. In più ci vuole tempismo, perché vanno a tempo di musica, quindi devono stare attenti alla musica, giusto? Ecco, devono stare attenti perché i movimenti devono essere fatti insieme alla musica e insieme alle compagne quando poi si parla della squadra, ecco, con le spinte soprattutto e con le uscite poi fuori dall'acqua che non sono semplici. Giovanni, visto che tu coordini il settore del nuoto artistico. Sì, penso che da questo punto di vista, poi dal punto di vista tecnico, Angelaine possa parlare ancora meglio di me, però il nuoto artistico è sicuramente uno sport che è molto complicato per tutte le componenti di cui fanno parte, no? Come dicevi tu Luca, oltre a quello che è una componente fisica di fiato, di tenuta, di anche sensibilità in acqua, perché tutto quello che sono le spinte, gli appoggi sono dati da quanto queste ragazze si allenino a stare in un certo modo, a testa in giù spesso in acqua, e poi c'è ovviamente una componente mentale anche non indifferente, perché loro devono essere sul pezzo per qualche minuto intero senza perdere mai il filo di quello che stanno facendo e tenendo appunto sotto controllo tutte queste componenti diverse che vengono messe in gioco. Ecco, tu mi dicevi prima che state, oltre allo sport, eccetera, state anche cercando di fare anche un'attività di mental coaching. Sì, io sono un mental coach. Con queste ragazze proprio. Ecco. Assolutamente, sono un mental coach e lavoro insomma in giro per l'Italia con tanti atleti e ho la fortuna anche di lavorare con queste ragazze qua. Abbiamo iniziato da poco un percorso insieme di squadra e stiamo lavorando bene. Il focus principale che ci siamo dati è legato alle emozioni, quindi all'intelligenza emotiva più nello specifico, e insomma sono molto contento del lavoro che stanno facendo queste ragazze, ma siamo appena all'inizio, sono sicuro che faremo un bel percorso insieme. Ecco. Angelaine Parma, che è l'allenatrice appunto della squadra, visto che ne parlavamo, qual è la parte più difficile da allenare? Ciao, buonasera a tutti. Infatti facendo questo percorso con Giovanni possiamo dire che uno degli aspetti più difficili è proprio il rimanere concentrati, anche perché poi è uno sport come può essere il nuoto dove in un balletto che dura 2 minuti tu giochi tutto l'anno, tutto il percorso che hai fatto durante l'anno, e quindi ci vuole molta concentrazione, ci vuole molto riuscire a gestire tutte le emozioni che poi entrano a far parte di quei pochi minuti, e quindi sono molto contenta di iniziare questo percorso con Giovanni e questo. Benissimo. Luca,
fai il flash sulla pallanuoto. Pallanuoto, appunto, allora abbiamo già detto all'inizio che in Serie A1 maschile c'è stato il derby tra Progrecco e Savona, ha vinto la Progrecco 14-8, quindi Progrecco che è in testa alla classifica. Chi delle squadre liguri sta facendo un po' più di fatica è il l'Iren Genova quinto, che ha perso 12-9 con la De Hacker e si trova a 2 punti sopra i play-out salvezza. Il quinto quest'anno ha cambiato tanto, ha ringiovanito molto la squadra, quindi manca un po' quell'esperienza che l'anno scorso gli ha fatto fare, che negli anni scorsi gli ha fatto giocare campionati decisamente più tranquilli. Ecco. In A1 femminile abbiamo detto che c'è stato il derby tra Rappallo Pallanuoto e Energia Bogliasco 1951, ha vinto Rappallo per 17-6, quindi Rappallo che si conferma al terzo posto in classifica. Andiamo a vedere la A2. La A2 maschile, abbiamo il Chiavari che batte 23-12 il Brescia Waterpolo, quindi un risultato che non ammette discussioni. Il Chiavari sembra aver raggiunto veramente la maturità mentale per veramente portare avanti questo campionato a punteggio pieno. Ecco. Mentre all'inizio era abbastanza strano che riuscisse a vincere le partite solo negli ultimi minuti finali, invece adesso nelle ultime partite il risultato non è mai stato in discussione. Bene anche Lavagna, Mobilpesca Lavagna, che vince 12-10 con l'Arenzano, si porta a 15 punti a metà classifica, appena a ridosso della zona play-off. Zona playoff che, andiamo a vedere la classifica, vede Chiavari Nuoto, abbiamo detto 30 punti in testa a punteggio pieno, Reale Mutua Torino 25, Future Energy Sori 21, il Torino si avvantaggia sul Sori proprio in virtù della vittoria sulla squadra ligure nell'ultimo turno, poi l'Ancona che dopo l'inizio di campionato non tanto buono, invece adesso si ritrova al quarto posto a 17 punti, però è incalzata dal Camogli a 16 e dal Mobilpesca Lavagna e Metanopoli a 15, quindi un ultimo posto, diciamo, playoff, perché saranno 4 le squadre che andranno ai playoff, che è ancora abbastanza incerto, ecco. Quindi vedremo cosa succederà poi nelle prossime giornate. Avremo l'ultimo turno del girone di andata, il Mobilpesca Lavagna andrà a giocare contro il Bogliasco che ha 7 punti, un Bogliasco che in questo inizio di campionato, in questa prima parte di campionato sta facendo senz'altro fatica, ecco. Quindi vedremo come si svolgerà questa partita, vedremo quindi se Lavagna riuscirà ancora a migliorare la propria classifica. Decisamente, ecco. Benissimo. Allora, ritornerei un po' sui campi da tennis. Miriana, raccontaci un po' di te, perché sei arrivata a seconda categoria, che non corrisponde a quella del calcio, ma molto di più. Sì, allora io ho iniziato a giocare a tennis quando avevo 5 anni. Diciamo che non ho fatto il classico percorso perfetto, perché inizialmente io interpretavo lo sport solo per divertimento. Ho avuto anche la fortuna di incontrare maestri e compagni che non hanno insistito con me, ma mi hanno lasciato tranquilla. Poi paradossalmente quando poi gli impegni di studio aumentavano, è aumentato anche sempre di più il mio interesse, la mia voglia di provare a fare questo sport in maniera più seria, e quindi forse ho raggiunto l'apice del mio livello nell'età più importante, quella che più contava, verso i 18, 19, 20 anni. Sicuramente l'esperienza più bella che ho fatto è stata quella di partecipare ai mondiali universitari a Grenoble, e appunto poi ho raggiunto la seconda categoria, in particolar modo 2-6, e questo poi mi ha permesso anche di far sì che la mia passione diventasse un lavoro, sempre in parallelo studiavo, facevo l'università, ma il mio obiettivo era quello di cercare di trasmettere l'amore nei confronti di questo sport ai bambini che io adoro, con i quali cerco di instaurare un rapporto sano di crescita per loro. Alcuni, come si vede nelle immagini, alcuni sono più improntati magari al gioco, al divertimento come lo ero io da piccolina, altri invece già da piccoli percorrono una strada più seria, più agonistica, infatti li ho accompagnati anche in attività importanti, l'ultima al Lemon Ball a Roma, che è un torneo internazionale.
ma diciamo che la priorità mia, del mio collega Paolo Ferrando con il quale lavoriamo nella nostra scuola tennis a Rapallo, è quella di garantire a chiunque di raggiungere i propri obiettivi consoni al proprio livello, alle proprie esigenze familiari, senza creare false aspettative, che al giorno d'oggi forse è la cosa più giusta nei confronti dei ragazzi. Ecco, abbiamo visto appunto qualche foto insieme a Paolo, no? Ferrando e questa Academy, che vuol dire come numeri, ecco ti vediamo. Noi abbiamo una scuola tennis che viene frequentata da bambini dai 3-4 anni fino ai 18-19. Ci occupiamo anche di corso adulti, non solo di bambini, di organizzare dei tornei con la Federazione Italiana Tennis. In particolar modo in questo momento c'è in corso un torneo di prequalificazione all'Internazionale d'Italia di quarta categoria femminile, ma soprattutto dal 1° marzo ci saranno sui nostri campi ci sarà il torneo sempre prequalificazione internazionale d'Italia, però open, quindi vi invito anzi al circolo, un circolo bellissimo, a vedere delle partite che sicuramente dalla seconda settimana di marzo saranno di alto livello, perché sarà presente ad esempio molto probabilmente la figlia di Paolo Ferrando, che è 2-1, che è il massimo della seconda categoria, che lei gioca in Serie A, è stata 200 del mondo, e quindi si potrà vedere sui nostri campi sicuramente un tennis di altissimo livello. Allora Miriana, aspettiamo notizie nei prossimi mesi. E invece tu segui altri sport oltre che il tennis? Io no. Solo tennis? No, allora, nel senso che sono molto appassionata del calcio in realtà, mi è sempre piaciuto, ora sono un po' in sofferenza perché tifo per la Sampdoria, quindi non è proprio un momento idilliaco per noi, però a me è sempre piaciuto il calcio, da piccolina ci giocavo per divertimento ed è rimasta una passione, anzi a volte credo anche molto nel binomi, nel cercare di far sì che i bambini, per sviluppare le proprie capacità coordinative, provino più sport, e quindi nel nostro circolo, ad esempio, durante l'ora di preparazione atletica introduciamo calcio tennis piuttosto che solo partite di calcetto, perché questo fa sì che oltre a essere un elemento di aggregazione tra noi maestri e gli allievi, sia anche da un punto di vista coordinativo sicuramente un vantaggio. Allora, da questa sera tifi per la Sampdoria, va bene, però devi seguire Spezia Sarà fatto. Women, perché lì vai sul sicuro, vinci sempre, ok? Invece Martina, da capitana Boca Junior, insomma, ai tempi di Maradona, hai sentito parlare di Maradona? Sì. Cosa ti hanno detto appena giocavi a calcio? Che ti assomigli a Maradona? Magari. Come No. No, niente. Non ho capito. No, ti volevo chiedere se tu segui anche altri sport. Io ho giocato a tennis quando in un momento da piccola non riuscivo a fare calcio perché la Lega non mi lasciava con gli uomini e non c'era purtroppo il calcio femminile sta crescendo ora, ma forse 10 anni fa te non trovavi una scuola a calcio per femminile, e tante volte non ti lasciavano neanche andare con gli uomini, e quindi ho deciso di andare a fare un altro sport perché non mi immaginavo mai di riuscire a fare come lavoro il calcio, perché all'essere forse una donna forse non è una delle possibilità, non è una delle quelle. Hai capito la scintilla di questo? Io ho vissuto in Spagna per 14 anni quando sono tornata all'Argentina, e lì ho avuto la possibilità di andare a giocare nel Boca Juniors, e lì ho capito che poteva diventare un lavoro e niente, sono, ripeto quello che ho detto prima, molto contenta a parte di essere una passione, che sia il mio lavoro, quindi. E niente, tornando alla domanda di prima, ho fatto tennis per 4-5 anni, non ovviamente a questi livelli, però mi piaceva molto, è uno sport totalmente diverso da quello che è il calcio, però molto molto bello, e a livello coordinativo anche penso che è forse molto più difficile anche la tecnica, però niente, mi piace come di seguire, non seguo manco a volte il calcio maschile, quindi niente, però il tennis mi piace. Perché squadra tifi? No, e qua in Italia mi piace molto la Roma, però no, in Argentina
e non tifo nessuna squadra in Nessuna concreto. squadra. La nazionale argentina, basta. Adesso sono curioso anche Giovanni, se tra il nuoto artistico e nuoto segui altri sport. Sì, io lo sport lo seguo tutto, amo lo sport alla follia, quindi seguo tutto, poi seguo atleti su diversi sport, quindi per forza di cose mi sono dovuto anche un po' informare a livello tecnico, e se mi stai chiedendo che squadra di calcio tifo, sono genoano. Genoano, poi filo interista, sempre questa doppia fede. Facciamo il derby, Miriana, Sandoriana. Allora, a proposito di calcio, scusa, vai. Giovanni è figlio d'arte, perché è figlio Bravo. di Gughi Ragazzoni, che salutiamo, che è un grande allenatore di nuoto. Facciamo adesso si sta un occupando applauso al papà. di pesca Lavagna alla società di Genova, quindi però è cresciuto, insomma, sei cresciuto col nuoto, però diciamo questa. Sì, verissimo, verissimo. Allora, abbiamo pronto Giacomo, ma con Roberto farei un flash perché abbiamo il servizio delle due squadre nostre tiguline, sia Sestri Levante che Virtus Entella, in trasferta entrambi, pareggio per la Virtus Entella Pescara e sconfitta proprio alla fine, penso gli ultimi secondi, contro la Torres del Sestri Levante. Tu segui invece il calcio anche maschile, credo di sì, perché hai allenato. 9 anni. Ricordaci dove hai allenato. 9 anni di Entella, altrettanti di Lavagnese, e, il Genoa, ovviamente la San Margheritese, cioè la squadra del mio paese, pure 3 anni di Rapallo, quindi la Riviera praticamente Sei tutta. conosciutissimo. Praticamente la Riviera tutta. Nell'ambito. E in effetti ci vedevamo alla Domenica Sportigulio nella palestra di Casa Marchesani, è vero? Sì. Più di 20 anni lì. fa. 20 anni fa. Ecco, un flash che poi vediamo il servizio. L'Entella sta facendo un ottimo campionato. Ora, va bene, non si può dire, nel senso, ma a questo punto è la favorita per andare direttamente in Serie B, per tornare direttamente in Serie B, e ovviamente, al di là del campanilismo e dei trascorsi, penso che sarebbe un'ottima cosa per tutto il calcio tigulino, il ritorno dell'Entella in Serie B. Poi, giustamente, io ci sono stato 9 anni, quindi ovviamente tifo anche per loro. E Sestri Levante è in piena lotta a retrocessione, bisogna dire che Sestri Levante sta veramente facendo proprio il massimo della sua storia, voglio dire, quindi insomma il Sestri in Serie C è una gran cosa per la società, per la città, è una squadra che è molto seguita, è chiaro che in Serie C il Sestri soffra. Poi ci sono anche tante partite come ieri che stiamo per un episodio. E poi alla fine quando sei lì è anche un episodio che ti può condannare. Ci vorrebbe anche un po' di fortuna, però il Sestri, voglio dire, sta facendo 2 anni in Serie C, tutti ci auguriamo che faccia il terzo, però sta facendo veramente tanto. Assolutamente. Allora andiamo a vedere i due mister, Virtus Entella e Sestri Levante. Che fino alla 15ª giornata è stato primo in classifica, quindi non si è primi per caso. E sapevo delle difficoltà che avrei potuto incontrare oggi. Mi dispiace perché nel primo tempo avremmo potuto chiudere la partita e forse avremmo dato una spallata forte al Pescara. Detto questo, poi nel secondo tempo il Pescara ha avuto un predominio territoriale migliore rispetto al primo tempo, anche se poi 2 occasioni importanti le abbiamo avute noi in 2 ripartenze, però è un risultato secondo me giusto. Alla fine abbiamo affrontato una squadra che ha delle qualità, al centrocampo penso forse tra i più forti della categoria, perché unisce quantità, qualità, aperture, sovrapposizioni, inserimenti, quindi è fatto da giocatori bravi. Torniamo a Chiavari con la consapevolezza che sappiamo anche lottare, che sappiamo fare calcio e sappiamo sacrificarci quando dobbiamo farlo. Ci condannano episodi evidenti, è successo una settimana fa col gol di clemenza regolare che ci è stata annullata al minuto 84, adesso ci condanna al minuto 95 passato, la partita è finita perché la palla va fuori e invece un rigore inesistente, per cui ovvio che fa male. La Torres, ma senza nulla togliere perché c'è grande rispetto per la Torres, per la gente di qui, quindi non voglio essere frainteso. La Torres ha fatto la sua partita, noi l'abbiamo preparata perfettamente, tanto è vero che la Torres ci ha concesso poco,
ma a livello di occasioni noi ne abbiamo concesse 2 più 2 calci d'angolo nel primo tempo, pericolosi, per il resto nulla. Poco prima che ci fosse l'episodio del rigore inesistente, lo ripeto, abbiamo avuto l'occasione davanti alla porta con Durmush, che non abbiamo sfruttato. Penso che l'1-1 fosse sacrosanto e invece andiamo via e finisce qua. Ritorniamo. Allora, in bocca al lupo sia per il Sensi Levante e per la Virtus Entella, come diceva Roberto. Abbiamo parlato Genoa-Sampdoria, ma non abbiamo parlato un flash sullo Spezia maschile, Marco. Lo Spezia maschile sta facendo un bellissimo campionato. È nel cuore di tutti gli sportivi dello Spezia. Sta facendo molto bene. Il segreto è l'allenatore. Il segreto di questo Spezia è l'allenatore, perché riesce a far rendere tutti importanti i giocatori con queste rotazioni continue a 18-20 giocatori che praticamente quasi tutti hanno il solito minutaggio. E questo è un grande merito, e io a volte lo dico anche agli allenatori nostri, vorrei, cioè il mio modo di pensare calcio è avere 20 giocatori che giocano tutti quanti sempre. Però so che non è possibile sempre, ovviamente, perché insomma le qualità non sono sempre tutte uguali. Però il segreto dello Spezia è quello, credo che si possa giocare un posto importante, non so se la Serie A diretta, però venire a giocare i playoff al picco da terza credo che faccia spaventare tutte le squadre che possono venire. Il picco è determinante, quando serve al picco non vinci. Sì. Lo Spezia adesso ha inserito anche la Padula, quindi insomma sta inserendo anche dei giocatori importanti in un organico già che sta facendo molto bene. È l'organico dell'anno scorso con alcuni rinforzi che sono arrivati quest'anno, però il segreto di questa squadra è sicuramente lo staff e l'allenatore, perché riesce a rendere tutti importanti anche quelli che non giocano. Nel calcio non vinci con gli 11 che vai in campo, ma vinci con quelli che non giocano, perché il gruppo è molto importante. Questo è storia, la storia dice questo. Bene, grazie. Ritornerei, siamo alla fine, ritornerei in platea con Giacomo che ha 2 nuotatrici. Sì, qui torniamo in piscina con 2 ragazze della prima squadra di nuoto. Partirei da Viola Vai e chiederei come sono andati i campionati regionali che si sono nuotati appunto lo scorso weekend, ieri diciamo. Sì, l'altro ieri abbiamo partecipato alla seconda prova regionale di campionato di vasca corta, una delle ultime gare prima poi di accedere alle finali regionali sempre di categoria in vasca corta, e ha visto molti ragazzi migliorare nelle proprie gare, nelle proprie specialità, e sono stati 2 giorni molto faticosi. Ci hanno impegnato il sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno. A Giulia Codde invece chiedo come vi siete preparati appunto da questa competizione, in generale come sono strutturati gli allenamenti per voi della squadra di nuoto. Allora, noi come il nuoto artistico ci alleniamo 3 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, con 2 ore e mezza di acqua e mezz'ora di palestra. Ovviamente l'allenamento non è solo un allenamento fisico, ma c'è anche una grande parte la fa la testa, diciamo. E appunto con Giovanni anche noi gli anni precedenti abbiamo iniziato un percorso di mental coaching, e anche questo è servito appunto per le gare, non solo l'allenamento fisico. Bene, grazie ragazzi. Facciamo un saluto veloce anche da queste parti. Miriana, avevo ancora questa domanda da farti, ma ad esempio per fare un ace nel tennis, quanto è importante allenarsi a livello di fisico e di mente? Tantissimo, il tennis credo sia uno degli sport più completi, perché sia da un punto di vista mentale che fisico ci vuole una preparazione molto accurata, è uno sport molto difficile. Adesso
i giocatori sono facilitati in un certo senso perché girano il mondo e girano i tornei con un'equipe molto completa. Un tempo non era così, però basti pensare che ognuno va a fare un torneo al fisioterapista, al mental coach, il preparatore tattico, quello tecnico. E da un punto di vista fisico le partite sono dure, sono lunghe, sicuramente non è un'attività aerobica, quindi ci vogliono degli allenamenti specifici per sviluppare velocità, forza, potenza. Ma le velocità della pallina adesso che è più di 200. Adesso addirittura c'è stato un servizio record 246 km/h. Perciò, incredibile. Bene, poi abbiamo ancora in extremis Giacomo dall'altra parte. Questa sera Luca è puntata in rosa, dobbiamo dire così. Siamo in minoranza, benissimo. È giusto anche che benissimo. Conoscere un po' più da vicino. Andiamo Giacomo. Sì, siamo con l'Under 19 dello Spezia Women, partiamo da Adriana Falchetto. Si parlava della stagione che sta andando bene, come mai sta andando bene? Secondo te cosa sta funzionando questa stagione? Buonasera a tutti, allora abbiamo iniziato con una squadra composta da giocatrici che non avevano mai giocato assieme, alcune ragazze non avevano proprio mai giocato a calcio, quindi è stato un inizio molto, diciamo, in dubbio, che non aveva certezze, ma ce la siamo cavata sin dall'inizio, dato che abbiamo fatto su 9 partite 8 vittorie e stiamo migliorando in partita, anche gli allenamenti vediamo molti miglioramenti. E come gruppo siamo un bel gruppo, ci troviamo bene tutti assieme ad allenarci, a giocare, c'è molta contesa e grazie anche alle ragazze della prima squadra, le fuori quota che scendono a dare una mano, riusciamo ad ottenere molti risultati, siamo anche riuscite ad arrivare in finale di Coppa Liguria che si disputerà contro l'Angelo Baiardo e che dire. Allora, buona fortuna per la Coppa Liguria e tra le fuori quota c'è Matilde Passalacqua. Ci racconti, diciamo, questo ruolo? Immagino sia anche una responsabilità con le ragazze più piccole. Sì, ovviamente mi sento più responsabile quando scendo in campo, è difficile, diciamo, conciliare, fare su e giù, però posso dire che sono orgogliosa di giocare con queste ragazze perché sicuramente al di là, come ha detto lei, appunto ragazze che hanno appena incominciato, ciò che ci unisce è anche il fatto che siamo una grande squadra, ci aiutiamo molto in campo e questo credo sia un fattore determinante nella vittoria delle partite. Per questo sono contenta appunto di giocare con queste ragazze, di aiutare mister Jacopo e perché no anche di essere un esempio nella loro crescita come atlete. Benissimo, grazie. Bene, siamo proprio alla fine, c'è ancora notizia perché c'è stata una maratona dalle nostre parti. Salutiamo anche i vice allenatori che abbiamo e allenatori, Jacopo Erbetta, Davide Innocenti, Naif vicino alle ragazze. Grazie per essere stati qua, un bel applauso a voi. Giovanni Ragazzoni per quanto riguarda tutto l'aspetto nuoto artistico e nuoto Chiavari. Miriana Marelli per il tennis e la grande squadra di La Spezia femminile, Marco Zanotti, Martino De Zotti il capitano e Roberto Molbiona. Grazie Roberto che hai organizzato tutta la vostra presenza. Giacomo, abbiamo la Portofino Marathon. Sì, questa domenica, ieri si è corsa la Portofino Marathon, che è stato un evento importante per il Tigullio perché erano alcuni decenni che non si correva una maratona nel Tigullio, si è corsa appunto questa maratona appunto sulla distanza dei 42 km e 195, il percorso diciamo era tra Rapallo e Portofino e ci sono stati diciamo più di 1000 partecipanti alla manifestazione, di cui 300 alla gara competitiva. E ha vinto il francese Julien Guidon, spero di aver pronunciato giusto, col tempo di 2 ore e 30 che diciamo non è un tempo di livello assoluto ma è comunque molto rilevante perché il percorso è difficile, ci sono molti sali e scendi. Per le donne invece ha vinto Ilaria Bergaglio che invece arriva dal Piemonte. Bene, allora salutiamo la nostra squadra, la vela. Maratona, ma c'è stato anche la terza, la quarta e la quinta prova del campionato invernale di vela della seconda manche. Abbiamo avuto come risultati nella classe ORC AB una regata è andata a 2B e l'altra a Capitani Coraggiosi. Nella ORC C ha vinto invece 2 volte le 2 regate SIS, nei Libera A ha vinto Aria e Alegher Du, e nella Libera B invece Celestina 3 ha vinto 2 vittorie, così come Geniale di Massimo Rama nei J80.
Benissimo. Le ultime prove saranno fra 2 settimane, così si assegnerà poi anche questi titoli del 49esimo campionato invernale del Tigullio. Bene, salutiamo la nostra squadra: Francesco, Maurizio, Rosalba, Roberto, Manuel, Giorgio, Sergio e Mattia. Un bel applauso. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie, buona settimana e buono sport a tutti. Arrivederci.